Hanno consumato rapporti sessuali con una quindicenne che aveva pubblicato un annuncio in un sito di incontri. Ora 10 uomini andranno a processo per prostituzione minorile e rischiano da 6 a 12 anni di carcere. La storia risale al 2021, quando una mamma scopre sul telefonino della figlia messaggi che fanno riferimento ad un annuncio che offre prestazioni sessuali in cambio di denaro. La ragazzina, che aveva avuto problemi di abuso di alcol e droga, una volta era stata ritrovata in coma etilico, offriva il suo corpo ai clienti, nonostante il suo viso da adolescente, aveva sempre assicurato di essere maggiorenne. Circa una trentina gli uomini identificati attraverso i numeri di telefono che avevano risposto al suo annuncio, ma alla fine ne sono stati indagati 10, quelli che avevano effettivamente consumato il rapporto sessuale. Si tratta di 5 padovani residenti in città e provincia e 5 stranieri. Hanno tra i 21 e i 50 anni, hanno pagato alla minorenne 100 euro a prestazione che veniva consumata in un alberghetto vicino al cavalcavia Borgomagno a Padova oppure in auto. La ragazza, che ora ha 17 anni, si trova in una comunità protetta.